so per dire a questo periodo è un capone, che ho fatto tutto cose, poi c'è i sparacanacci, ci sono i mascolini della maglia, ci sono i mascolini della cingiolo, ci sono tanti tipi di pesce azzurro. Questo qua è un mestiere che uno che lo vede fare si appassiona, perché è un mestiere tradizionale che non lo fanno in tutte le parti. A mezzo mare ci sta una sirena. La vocazione marinara della città di Catania è radicata nei secoli. Il Mar Ionio che la costeggia ha una serie di particolarità che rende il suo pescato unico. Per questo abbiamo voluto dedicare una puntata di azzurro proprio alle marinerie e al pesce della città etnea e lasciare che ancora una volta la particolarità di quest'isola e del suo Mediterraneo possa stupirvi. Il pescato del mare di Catania ha proprietà organolettiche assolutamente straordinarie. I fondali del mare che la lambisce sono costituiti infatti da roccia lavica che costituisce un habitat ideale per alcuni microorganismi dei quali si ciba il pesce, le cui carni, proprio per questo motivo, assumono un gusto dolce e delicato, così come ci spiegano in queste interviste. L'humus in cui vive il pesce è fondamentale, ecco perché sicuramente c'è un'influenza con le rocce, c'è un'influenza con i fondali. Il problema sicuramente è che sappiamo che i fondali, come dire, sono diversi perché non si può paragonare Catania o il porto di Catania a un fondale che c'è vicino a Ciriale, no? Perché c'è una differenza, però sicuramente sappiamo che la roccia lavica sicuramente, come dire, per il passato ha un effetto assolutamente benefico. Il pesce azzurro è ricco di omega 3 che sono dei grassi insaturi che sono elementi fondamentali per la crescita del sistema nervoso. Quindi noi dobbiamo certamente supportare questa idea che il pesce non manchi mai, il pesce azzurro non manchi mai nella dieta del bambino, di tutte le età, a partire dal primo anno, ma anche al secondo, terzo anno e anche nell'età scolare, quando i bambini vanno a scuola e hanno bisogno e necessità di un supporto alimentare. Il pesce azzurro noi lo consigliamo, lo pubblicizziamo, lo sponsorizziamo perché ci crediamo fermamente, ormai abbiamo delle evidenze ampiamente dimostrate scientifiche che ci dicono che i nutrienti che ha il pesce azzurro altre sostanze non ce le hanno. Il pesce azzurro popola il mare di Catania in 1000 saporite specie, ma la specialità ittica etnea per antonomasia è la masculina. I catanesi la chiamano la masculina da maglia. La caratteristica della mascolinità della maglia è che è un pesce che si vede tradizionalmente con la rete, noi ci posizione, ma sul fondo è la menaita, che noi la chiamiamo tratta, nel gergo nostro pescatore, e questa la caliamo noi in profondità.
Siccome non è che con la lambara, che per la circuizione che prendiamo le alici, perciò le alici vengono impigliate nei buchi della maglia e questi vengono tolte a uno, essendo che muoiono distangati, che si leva il sangue, non è come quelli della lambara che muoiono con il sangue dentro, questi disanguano, buttando il sangue, la mascolina della maglia diventa più dolce e ha un sapore in più degli altri e per questo a Catania le mascoline vengono pregiati, cioè un prodotto pregiato. Viene così denominata a causa della rete che i pescatori utilizzano per catturarla, la menaide. A Catania si chiama tratta, è lunga circa 300 metri e ha maglie di 1 centimetro di lato che imprigionano la testa del pesce determinandone il dissanguamento che avviene in acqua. Questo rende la carne del pesce più soda, bianca e dolce. Questa è la menaida. Le alici vengono impigliate qua e vengono tolte a uno. Ne vendiamo 100 kg, siamo 4 persone, 3 persone, fino che ce la facciamo li togliamo a uno. Poi loro vengono dissanguati che sono qua. Ecco, la prendo. Perché sono destra. Sta vedendo? Questa è la maglia, la maglia che noi facciamo così. Viene messa così e noi la leviamo dai buchi, a uno, la pazienza dei pescatori. E questo è un mestiere che si tramanda da padre a figli, a nonni, a nipoti. La masculina altro non è se non una grande alice che in cucina si presta a 1000 usi, per esempio un ottimo prodotto ittico da conservazione che per questo uso viene lavorato e messo sotto sale. Le alici vengono posizionate a strati all'interno di contenitori in terracotta o legno alternati a sale marino, poi vengono coperte da una soluzione di salamoia e avviata ad un periodo di stagionatura che dura da 40 a 60 giorni, fino a quando non presenta in superficie una sottile patina bianca, un prodotto tipico della nostra Sicilia, ci hanno spiegato i produttori. Mascolino sotto sale, la lavorazione è si vengono scamozzate, cioè togliere la testa, poi messe a mollo con acqua e sale assai abbondante e un po' di ghiaccio. Si lasciano stare un po' a bagno, acqua e sale, dopo si escono dall'acqua e sale, si mettono in contenitore con un po' di sale e dopo poi si vengono messe nei posti dei secchetti, sale, si mettono a incrociare solo di sale e acciughe, un po' di sale e acciughe per 60 giorni, 70 giorni e poi sono pronti. Questo è cefalo, pesce azzurro, sempre pesce di un'ora ancora dal mare. Ora arriva in pescheria, a un'ora e mezza arriva nelle tavole delle persone. Tutto il pescato catanese viene condotto in un luogo che per la sua singolarità diventa anche una delle mete turistiche di quanti visitano la città, la pescheria, che i residenti chiamano Apiscaria. È un coloratissimo e pittoresco mercato del pesce che offre 1000 qualità del prodotto ittico che viene esposto con maestria e accompagnato dalle vagnate, ovvero le urla dei venditori che ne pubblicizzano la bontà e il prezzo. Frequentatori ambulanti ce ne raccontano in queste interviste. Pasticcini di mare! Originale, come già sanno, baccalari e stock, Qua abbiamo di tutto, abbiamo triglie, merluzzi, proppitelli, calamari, capone, gamberetti, picchi e spavo. In genere si vende sempre pesce azzurro. È buona, abbastanza. Come la cucina, signora? No, ora le faccio crude, si tolgo
crudi, li condisco col prezzemolo, limone e olio. Lei consuma altro pesce azzurro? Sì, sì, sgombri, sì, altro pesce azzurro, sì. 3 kg circa, poco più di 3 kg. Un bavo imperiale adesso, ho preso poco fuori Lampedusa. La mascolina a Catania è una seduzione, perché la mascolina è il pesce più che si vende di più a Catania. Cioè la mascolina è il primo piatto, può mangiare, spende picca e mangia buono, in pescheria. E fa bene magari la salute pesce azzurro, lo dicono magari i dottori. Io quando faccio pesce azzurro divento più forte. La faccio arrostita, la faccio consata, dipende, o scaldata, mi piace molto. Questo è palamito, pesce azzurro, sì. Così si vende meglio a fettine. Si vende meglio, la gente lo compra meglio. E oggi la gente non vuole fare più niente, vuole tutto pronto. Comprano spinati e le fanno impanate, non le fanno. Sì, si possono fare fritti a cotolette, a bacca e fico, no? Ripieni, certo, sì. Pesce azzurro oggi si vende perché con la scusa del colesterolo cerca pesce azzurro più che altro. Poi anche costa di meno, ma questo è pesce locale qua. Sia sardi, alice, sono pesci di qua nostri. Questi palamiti pure. Del produttore al consumatore, senta! Ognina è il porticciolo di Catania nel quale viva la tradizione marinara, offre la sera la vista delle lampare che vanno in mare a caccia di pesce azzurro e pesce spada. Ricche di ristoranti tipici, il loro piatto principe è il pescato di Sicilia e le specie eccedentari, ricche di omega 3, importanti per lo sviluppo cerebrale e protettori per cuore e arterie. La cucina catanese ha dedicato ampio spazio alle preparazioni che utilizzano il pesce azzurro. Eccone alcune dalla viva voce di chef e ristoratori. Sto preparando del marinato che si prepara con del prezzemolo tritato. Come vedete qua abbiamo le alici e il gamberetto. Abbondanza d'olio perché appunto deve marinare, perché poi mettiamo sopra del limone e praticamente si marina, diciamo si macera, ecco, con il limone, si cucina. Queste sono le alici e questi i gamberetti. Li facciamo riposare per 2 orette circa. Adesso li mettiamo nel frigo, come vedi, e sono pronte già da mangiare a crudo. Questa invece è la preparazione per le sarde a beccafico. Mollica, prezzemolo, pinoli, uva passa e aceto. Il tutto viene amalgamato. Facciamo macerare anche le sarde con l'aceto. La preparazione è molto semplice. Bastano pochi ingredienti naturali, si prende la sarda, l'impasto,
si sovrappone alla sarda, si prende un'altra sarda, si chiude diciamo alla perfezione, in maniera che poi l'impasto di dentro non fuoriesca. Prendiamo la sarda che avevamo prima preparata, l'infariniamo, la passiamo nell'uovo, nell'olio ben caldo, e la friggiamo. Ed ecco la sarda beccafico pronta per essere mangiata. Spunta lo sole, squaglia l'acqua, squaglia per appicciare.